Giovani donne ridotte in schiavitù e costrette con la violenza a prostituirsi, maxi operazione della squadra mobile di Venezia dall'alba con una decina di arresti per sgominare una organizzazione criminale. Oggi è il secondo giorno di serrata degli ambulatori, ieri 2 medici su 3 hanno incrociato le braccia e chi è stato costretto a rivolgersi a pronto soccorso ha dovuto pagare il ticket. Domani un venerdì nero, scatta lo sciopero generale di tutte le categorie fra trasporti, pubblico impiego e sanità, disagio in arrivo soprattutto per lavoratori e pendolari. Continua il tour Veneto in treno di Matteo Renzi, ieri contestazione dei risparmiatori delle banche venete a Conegliano, stamane tappa a Treviso-Venezia, poi a Padova. Stasera a Treviso il leader della Lega presenta ufficialmente il nome del candidato sindaco del Carroccio per il 2018 in un centrodestra spaccato. Antena 3 seguirà in diretta l'annuncio. Soccorre un ciclista, viene travolto da un'auto, tragedia ieri sera a Milano, a perdere la vita un 59enne. Un altro trionfo per Bebe Vio ieri per la stella della scherma paralimpica, un altro oro mondiale a Roma nel fioretto individuale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di un'operazione scattata all'alba. Una maxi operazione della squadra mobile di Venezia tra Veneto ed Emilia Romagna per sgominare una organizzazione criminale che schiavizzava giovani donne per costringerle a prostituirsi sulla strada. In corso in questo momento la conferenza stampa, ci colleghiamo telefonicamente con la nostra Tiziana Bolognani da Venezia. Tiziana. Sì, è proprio come hai detto tu, buongiorno da Venezia, chi ci segue da casa e a studio, sono 5 le persone arrestate dalla squadra mobile della Questura di Venezia su ordine del GIP e del Tribunale del Capoluogo Lagunare che ha dato seguito a un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. In manette sono finite 4 persone di nazionalità nigeriana e un italiano ritenute responsabili a vario titolo dei reati di immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. Gli arresti a conclusione di indagini durate mesi, durante le quali gli investigatori hanno ricostruito il movimento del traffico di giovani donne costrette a prostituirsi tra Veneto e Emilia Romagna. All'esecuzione degli arresti, oltre agli operatori della Polizia di Venezia, hanno operato anche gli uomini delle questure di Vicenza e di Ferrara. I dettagli dell'operazione sono illustrati proprio mentre vi parliamo in una conferenza stampa in corso in Questura a Venezia, perciò per tutti gli aggiornamenti vi rimando alle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso parliamo dello sciopero dei medici di famiglia. Ieri la prima giornata di serrata degli ambulatori. Oggi è il secondo giorno, hanno incrociato le braccia, ieri 2 medici su 3 continuano le proteste degli utenti. Sarebbe calcolata a non più del 70% l'adesione allo sciopero dei medici di famiglia a Padova. 2 giorni di stop, ambulatori chiusi e inevitabili disagi per i pazienti. Intanto la Regione ha dovuto far fronte all'emergenza potenziando il personale di pronto soccorso. È d'accordo lei? No, assolutamente no, però c'è libertà di fare quello che vogliono. Però così a rimetterci ci sono i pazienti? Certamente. Una chiusura degli ambulatori difficile da accettare per i cittadini che incolpevoli subiscono i disagi maggiori. Non sono d'accordo. Perché? Perché se qualcuno sta poco bene ha il diritto di essere controllato. No. Tanti problemi con il medico di base che non ha idea. Poi a rimetterci ci sono i pazienti in questo caso. Ovviamente. In questi giorni si verificano anche le prime influenze stagionali e così i cittadini percepiscono l'essere dirottati al pronto soccorso come un disagio insopportabile. 5 ore e 6 ore aspettare anche uno se ha tanto bisogno. Può darsi che il pronto soccorso ci sia 2000 persone da aspettare, capisce? Quindi è una cosa che non sono d'accordo. Lo sciopero potrebbe proseguire dopo questi 2 giorni con 3 giorni alla settimana di serrata dal 13 dicembre e ben 5 alla settimana dal 10 gennaio. In questo caso sì, sono i pazienti a rimetterci. Questa la situazione a Padova, sentivate 70% circa, 90% ad esempio nel Trevigiano, una media regionale dell'80% di adesione ieri, quindi 8 ambulatori su 10 chiusi. Tra le
conseguenze indirette di questa situazione anche il fatto che chi è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso ha dovuto per forza pagare il ticket e ovviamente facendo scattare la reazione, la protesta di chi ha dovuto pagare il ticket. Ad esempio un nostro telespettatore trevigiano di Conegliano che ci ha chiamato. Il pediatra che ha in cura sua figlia era in sciopero e così, poiché la bambina aveva la febbre a 40, l'ha portata al pronto soccorso di Conegliano. La piccola è stata visitata, le sono state prescritte le medicine, ma al momento di tornare a casa al papà è stato chiesto di pagare il ticket, 20,50 €. Non ne faccio una questione di cifre, ha detto il genitore telefonando alla nostra redazione, ma una questione di principio, tant'è che per chiedere chiarimenti ha chiamato anche la direzione dell'ULSS 2. Mi ha detto che era giusto aver pagato il ticket in quanto mia figlia era in codice bianco. Questo io non lo trovo giusto, in quanto se i medici di base fanno sciopero io devo avere un servizio equivalente. Trovo vergognoso che venga fatto pagare il ticket, ok, in quanto non ho deciso io che devo fare lo sciopero, quindi mi devi mettere un servizio equivalente, visto che siamo tutti contribuenti, paghiamo le tasse. E se il sciopero dei medici di base, almeno per il momento, almeno nella prima tranche di serrata, finisce oggi, domani invece in arrivo lo sciopero generale di tutte le categorie, sono coinvolti i trasporti e il pubblico impiego. È l'unione sindacale di base con Unicobas e Cobas ad avere proclamato per domani un'agitazione di 24 ore per protestare contro le novità previste dal Jobs Act. La mobilitazione riguarderà il trasporto pubblico con modalità diverse da città a città. Incroceranno le braccia anche i controllori di volo, gli addetti al servizio ferroviario, ma i disagi potranno coinvolgere tutte le categorie, dalla scuola alla sanità, dal pubblico impiego al lavoro privato. Si protesta per manifestare dissenso contro la precarizzazione dei contratti, le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il diritto di sciopero. Nell'arco della giornata, precisano AVM e ACTV, potrebbero verificarsi ritardi o irregolarità nelle linee automobilistiche di navigazione dei trasporti, anche se, data la percentuale di rappresentatività delle sigle sindacali, ACTV spiega come il servizio dovrebbe svolgersi regolarmente, fatti salvi occasionali ritardi o irregolarità. Analoghi disagi sono possibili anche nella raccolta dei rifiuti e nei servizi sanitari e scolastici. Veritas, dal canto suo, ha annunciato che potrebbero esserci problemi nella raccolta dei rifiuti. Fra le manifestazioni in programma ricordiamo quella prevista a Venezia, con ritrovo alle 10:30 Piazzale Roma. Parliamo di banche adesso, perché continuano le audizioni della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche. In queste ore viene ascoltato il DG di Consob, Angelo Apponi, e in audizione poco fa alla richiesta perché non fosse intervenuta la Consob nonostante ci fossero segnali di crisi dell'Istituto Veneto ha detto cose importanti. Ha detto Apponi: Banca d'Italia non segnalò alla Consob problemi di Veneto Banca in vista dell'aumento di capitale del 2013. Anzi, dice Apponi, indicò che l'operazione era strumentale a obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca, salvaguardando liquidità e solidità. Dunque Consob dice Banca d'Italia non segnalò i problemi di Veneto Banca a noi. Continuano in queste ore intanto le audizioni, vedremo nei nostri telegiornali, nelle prossime edizioni, cosa emergerà da questa giornata. Intanto proprio i risparmiatori veneti delle banche Popolare di Vicenza e Veneto Banca ieri sono stati protagonisti di una contestazione dura all'ex premier Matteo Renzi, che come sappiamo è in tour nel nord-est. Ieri ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia in treno, poi a Conegliano, è andato a Belluno, è tornato a Treviso e questa mattina si è recato dopo un'altra tappa trevigiana a Venezia ed è in questo momento a Padova. A seguire questa seconda parte di mattinata è la nostra Ilaria Marchiori, che abbiamo in collegamento al telefono da Mestre. Ilaria.
Sì, buongiorno da Venezia. Matteo Renzi è da pochissimo ripartito sul treno del Partito Democratico dopo essere stato a Mestre, prima ovviamente alla stazione e poi alla Cittadella dell'Edilizia, e ora è ripartito da pochissimo alla volta di Padova. Ieri sera, lo ricordiamo, a Conegliano è stato contestato in stazione da un gruppo di risparmiatori delle banche che hanno addirittura gridato pagliaccio, pagliaccio. C'è stata tensione con addirittura forze dell'ordine in assetto antisommossa, comunque non ci sono stati scontri. Questa mattina invece a Mestre è stato tutto molto tranquillo, anzi c'erano parecchi sostenitori di Matteo Renzi e del Partito Democratico, per cui è andato davvero tutto bene. Ha fatto un interessantissimo discorso alla Cittadella dell'Edilizia insieme ai costruttori, gli è arrivato un chiaro messaggio proprio dal presidente di Confindustria, dal neopresidente di Confindustria, che gli ha anche chiesto: lasciateci lavorare, fate di tutto per farci lavorare, perché solo così si può ripartire, e proprio alla luce di queste dichiarazioni Renzi ha detto: tutti vogliamo ripartire, bisogna essere però ottimisti come lo sono sempre stato io, perché l'Italia è pronta a ripartire e noi siamo un popolo pronti a partire. E così anche sono i veneti, perché ha detto che i veneti si sono sempre dimostrati disposti a rimboccarsi le maniche e l'hanno fatto molto bene. Per il momento da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie a Ilaria Marchiori. Restiamo in tema politica, parliamo delle amministrative 2018 a Treviso, perché oggi è il giorno della verità per il centrodestra trevigiano. Questa sera infatti il leader del Carroccio, Matteo Salvini, segretario federale, sarà a Treviso, al K3, la sede storica della Lega a Treviso, per annunciare intorno alle 19:30 il candidato sindaco del Carroccio per Treviso, che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Mario Conte, che vediamo nelle immagini. Dunque si avvicina appunto la ufficialità e noi seguiremo, Antena 3 seguirà in diretta questo annuncio importante, anche perché se confermato sancirebbe la rottura definitiva con Forza Italia. Lo sappiamo che in queste settimane si è provocata questa frattura dopo che Forza Italia ha presentato come suo candidato Andrea De Checchi. E a proposito di Andrea De Checchi, ieri sera Andrea De Checchi era ospite di 20 e 10 e ha ribadito quanto già ribadito il primo giorno della presentazione ufficiale, cioè disposto a farmi da parte per un candidato unitario che meglio di me possa interpretare le politiche del centrodestra per battere la sinistra, fosse anche Mario Conte. Quindi ancora di più questa sera diventa importante capire cosa accadrà al K3 e appunto lo seguiremo in diretta. Allora sentiamo le parole di Andrea De Checchi ieri sera a 20:10. Perché per chi è disposto, allora diciamo così, a farsi di lato? Io assolutamente sì. Ma per chi? Un nome? Per quel soggetto che mi dimostrerà al tavolo che ha la capacità e l'idea di portare avanti il centrodestra unito in modo efficace per battere le sinistre. Se fosse Mario Conte, questo nome che le dico? Nessun tipo di problema su alcun nome. La mia pregiudiziale è una pregiudiziale di merito. Di progetto. Io voglio capire dove vogliamo portare Treviso. Quando capirò qual è l'idea degli alleati e loro capiranno qual è la mia, per fare di Treviso ancora una città bellissima, cosa che negli ultimi 5 anni secondo me non è avvenuta, allora lì troveremo l'interprete migliore. Quando i partiti avranno trovato una loro quadra, si saranno confrontati sulle loro dinamiche, ecco, io penso che a quel punto si aprirà un tavolo e da questo tavolo uscirà il vero candidato del centrodestra con il programma di tutto il centrodestra. Questo candidato posso essere io, io sono convinto che la mia idea di città sia un'idea molto buona, ma ripeto, se l'idea buona dovesse averla qualcun altro, è bene che sia quel qualcun altro a fare il sindaco di Treviso. Lavorerebbe insieme a lui, giusto? Assolutamente, con lealtà. Ultima ora allora per capire cosa accadrà. Adesso apriamo la pagina della cronaca, un'altra tragedia della strada, già 2 nel pomeriggio di ieri e poi in serata una tragedia ancora a Milano.
Milano piange per la morte di un concittadino molto conosciuto per il suo impegno nel sociale. Oscar Golin, 58 anni, è stato investito ieri sera attorno alle 20 in via Fratte, all'intersezione con via Caorliega, dall'auto guidata da un 39enne di Campagna Lupia che ora è indagato per il reato di omicidio stradale. L'uomo è stato centrato dall'auto e scaraventato nel fossato adiacente la carreggiata. L'impatto violentissimo ne ha causato il decesso, che è sopraggiunto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Milano. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell'incidente che ha scosso la comunità milanese. Oscar Golin era referente del gruppo di sostegno ai malati di fibrosi cistica a Milano e promotore di numerose iniziative di sensibilizzazione sulla grave malattia. E andranno a processo il prossimo 15 dicembre i due cugini kosovari accusati di aver causato la morte di Giuliano Babbo, lo ricorderete, in un incidente stradale lo scorso maggio a Sandona di Piave mentre erano impegnati in una folle gara di velocità. Con le accuse di omicidio stradale ed omissione di soccorso, oltre che di violazione dell'articolo del codice della strada che punisce le gare di velocità, andranno a processo i due cugini kosovari Kayaz Kukiki, 21 anni di Cessalto, ed Edmond Balai, 26 anni di Salgareda. Sono accusati della morte di Giuliano Babbo, 53enne di Eraclea. L'uomo, lo scorso 25 maggio, stava tornando a casa dal lavoro al mobilificio 3B di Salgareda quando la sua auto è finita fuori strada, pare in seguito all'urto con una vettura condotta dal 21enne kosovaro senza patente, arrestato dopo una fuga a Trieste e, secondo alcuni testimoni, impegnato in una folle gara di velocità con il cugino. L'incidente scosse profondamente la comunità. Gli anziani genitori di Giuliano Babbo avevano già perso un altro figlio in un incidente stradale. Il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta di giudizio con rito abbreviato presentata dall'avvocato dei kosovari Alessandra Nava, che però alla prima udienza il prossimo 15 dicembre ripresenterà la richiesta di rito alternativo sulla base degli esiti opposti delle perizie affidati ai consulenti dell'accusa e della difesa. Se la richiesta venisse accettata, i due imputati potrebbero usufruire dello sconto di un terzo della pena, altrimenti affronteranno il processo ordinario. Un altro incidente stradale questa mattina a Onedi Fonte, sempre nel Trevigiano, in ospedale il conducente di un mezzo pesante. Schianto tra mezzi pesanti a Onedi Fonte, uno dei due camion coinvolti nell'incidente stava effettuando il trasporto di alcuni maiali, il conducente è stato sbalzato dal parabrezza, immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica di Crespano, il conducente del camion è stato portato in condizioni serie all'ospedale ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha dovuto occuparsi del traffico per consentire il trasbordo dei suini. La truffa della carne avariata, ve ne abbiamo parlato proprio nel nostro notiziario delle 12:30 di ieri. Tra le molte aziende raggirate dall'azienda toscana, finita nel mirino dei carabinieri per aver fornito carne avariata alle mense di mezza Italia, ci sono anche le opere pie di Onigo di Pederobba. Carne avariata nella mensa di scuole e strutture sanitarie. L'inchiesta della Procura di Pistoia, che ha portato all'arresto di 5 responsabili di una ditta toscana di distribuzione carni, è arrivata anche nella Marca. Tra le molte strutture del centro e nord Italia che venivano rifornite dall'azienda toscana ci sono anche le opere pie di Onigo di Pederobba, che forniscono quotidianamente i pasti a scuole dell'infanzia ed elementari e case di riposo. In questa storia siamo vittime, hanno ribadito i vertici della struttura trevigiana, sottolineando la costante vigilanza sulla qualità degli alimenti. Le accuse mosse dalla Procura di Pistoia ai responsabili dell'azienda toscana, che riusciva ad aggiudicarsi molti appalti con offerte al massimo ribasso, vanno dall'associazione a delinquere alla truffa, alla frode, al commercio di sostanze nocive. Nel Padovano ora, dove un uomo è rimasto ferito tentando di scappare dalla finestra durante un controllo delle forze dell'ordine in un laboratorio cinese. Ha tentato di sfuggire a un'ispezione nel laboratorio cinese in cui lavoravano, dando una coperta e azzardando una temeraria evasione attraverso la finestra del secondo piano di una palazzina di via Roma e Montegrotto Terme. Qualcosa però è andato storto e l'uomo, uno straniero irregolare in Italia, è precipitato al suolo dopo un volo di 4 metri, trasportato in ospedale sotto osservazione. La fuga durante un blitz congiunto di carabinieri, polizia, guardia di finanza, ispettorato del lavoro, spisa ai vigili del fuoco, in un laboratorio di rifiniture tessibili per autovetture, per controlli che hanno portato alla scoperta di varie violazioni amministrative che comportano la chiusura dell'attività, denunciata la titolare, una 41enne di origine cinese. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione, torniamo a parlare della vicenda dei velisti padovani uccisi in Croazia perché il parlamentare del Partito Democratico Naccarato chiede che il governo segua la vicenda dopo una sentenza scandalo. La vicenda dei coniugi padovani travolti uccisi da un motoscafo mentre erano in vacanza in Croazia nell'agosto del 2011 potrebbe approdare presto a Montecitorio. Nelle scorse settimane, infatti, il tribunale croato di Sebenico ha cancellato la condanna per l'imprenditore Tomislav Orvancic alla guida dello yacht che investì la coppia. Per questo motivo il deputato padovano del PD Alessandro Naccarato ha deciso che rivolgerà un'interrogazione al Ministero degli Affari Esteri. È una vicenda tragica che ha generato scandali in questi anni per gli inaccettabili ritardi con cui la giustizia croata ha affrontato il caso, scrive il parlamentare, che ora chiede l'impegno del governo a seguire il caso da vicino per tutelare il diritto alla giustizia dei familiari dei coniugi uccisi. Clamorosa infatti è stata la motivazione della sentenza con cui il giudice del processo ha assolto il croato. La Corte ha concluso che l'imprenditore sarebbe stato colpito da sincope, ossia da improvvisa perdita di conoscenza, proprio pochi attimi prima della fatale collisione che ha determinato la morte di Francesco e Marinelda Salpietro. L'imbarcazione delle vittime fu colpita e addirittura scavalcata dal motoscafo che procedeva alla velocità di 26 nodi in un tratto di mare dove la velocità massima non doveva superare i 5 nodi. Temiamo di dover chiudere la nostra attività. Questo grido, questo appello viene da un'azienda agricola di Maserà dove si guarda con preoccupazione ai lavori per la terza corsia sull'autostrada. Per loro, come per altri residenti, le conseguenze rischiano di essere molto pesanti. Per questa azienda agricola a conduzione familiare di Maserà la storia potrebbe ripetersi amaramente. Il previsto ampliamento della A13 Padova-Bologna con la realizzazione di una terza corsia per senso di marcia avrebbe un effetto potenzialmente devastante. Qualche decennio fa, quando aveva 7 anni, l'attuale titolare Roberto Rigato assistette da bambino all'arrivo dell'autostrada. Mio padre aveva appena acquistato il terreno, aveva appena fatto la casa nuova e a quell'epoca non è che abbiano portato via il 10%, hanno portato via il 40% del terreno, quindi di fatto a quel tempo ha distrutto l'azienda. A Maserà si appellano anche all'articolo 9 della Costituzione: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. A maggior ragione, aggiungono, dovrebbe farlo in un caso come questo, per un'opera ritenuta inutile. Il traffico non è aumentato da una decina di anni a sta parte come si prevedeva in proiezione, anzi vorrei dire, noi che abbiamo l'osservatorio qui, vorrei dire che è diminuito. La terza corsia, a nostro avviso, serve perché sempre nelle vicinanze qui c'è in progetto di fare un mega centro commerciale assurdo davanti al Castello del Cataio. Specializzati in prodotti di qualità, in azienda si guarda al futuro con preoccupazione. Il primo a scomparire sarebbe il boschetto che nasconde l'autostrada. Il terreno espropriato in base alla nostra azienda è del 10%, sono circa 6.000 metri su un'azienda di 52-53.000 metri. Potrebbe mettere in difficoltà la vostra azienda a tal punto da rischiare la chiusura? Sì, il problema è che la nostra azienda è troppo piccola per lavorare con prodotti di massa, perché i nostri competitor hanno 20, 30, 40, 50 ettari, noi con 5 ettari dobbiamo per forza specializzarci in questi, diciamo, non dico proprio prodotti di nicchia, ma comunque prodotti particolari. Se avete disagi, problemi, se volete far sentire la vostra voce, lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it per mandare una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria telefonica, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. È un'immensa Bebe Vio quella che continua a stupire. Parliamo del nuovo trionfo della campionessa di scherma trevigiana veneziana di nascita, trevigiana d'adozione, che ha vinto ieri a Fiumicino, a Roma, il suo ennesimo nuovo oro mondiale nel fioretto individuale ai mondiali di scherma paralimpica. Un altro trionfo comunque per Bebe Vio dopo un anno in cui è finita sulle pagine dei giornali anche per tante altre attività. Ricorderete anche il selfie con Obama negli Stati Uniti, con l'allora Presidente degli Stati Uniti, una nuova vittoria che ha dedicato anche a Giovanotti, che le aveva portato la sua canzone nuova canzone in anteprima. Lei dice: ho ringraziato
ringraziato Giovanotti perché mi ha dato la carica per vincere per l'ennesima volta e per confermarsi la migliore del mondo nella sua categoria. Antena 3, come sapete, ha una nuova applicazione per telefonine e tablet di ultima generazione, quindi tutta Antena 3 è a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basta, come sapete, scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antena 3, staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi TG o degli approfondimenti. Quindi 20:10, la voce del mattino, e ore 13, è tutto a vostra disposizione, basta davvero un click sul vostro telefonino. E a proposito di ore 13, fra pochissimo c'è ore 13, allora in studio si parla di, oggi è la giornata del giovedì, quindi dedicata ai sindacati e soprattutto alle questioni fiscali, alle pensioni e non solo, quindi il titolo di oggi è Scadenze ISEE e nuovi bonus, quindi da seguire assolutamente, con Monica Giomo, direttore della Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale della Servizi Treviso SRL, e Graziano Basso, altro responsabile fiscale della Servizi Treviso SRL, quindi taccuino e penna per segnarsi tutte le novità. Questa sera invece 20:10, lo sciopero dei medici di famiglia sotto i riflettori, ne parleremo con Brunello Gorini, presidente della FIMG di Treviso, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, e Fabrizio Boron, presidente della 5ª Commissione Sanità in Regione Veneto. È tutto, davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antena 3. Qualche pioggia sulle nostre regioni. Vediamo in quali settori. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio. Piogge su Rodigino, Veneziano Costiero e Veronese, ma spesso alternate a schiarite. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi circa, minime oscillanti tra i 7 e gli 11 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, soltanto sulla Venezia Giulia le nubi potranno arrecare qualche debole precipitazione. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, minime tra 9 e 10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma qualche addensamento, peraltro del tutto innocuo, potrà interessare i settori più meridionali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12-15 gradi, valori minimi tra 8 e 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati orientali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.